Ma a parte gli scherzi, quando io arrivai a Sanremo con Bobby Solo, che è un grandissimo, una voce meravigliosa, assieme cantavamo questa canzone, io mi sono accorta davvero che questa canzone avrebbe comunque forse vinto o andato in finale, perché durante le prove c'eri, tu eri un ragazzone, lui era molto impegnato con le donne, hai ragione, lo dice, lui era molto distratto perché Ovviamente l'avete riconosciuta proprio tutti, lei è davvero una delle nostre cantanti più apprezzate in Sardegna, soprattutto canta nella nostra lingua che è musica naturale, però stasera era qua per rendere omaggio a Enrico Riccardi, a Luigi Albertelli, perché fra un po' torneremo nel loro sodalizio, anche se qui sei entrata nel repertorio di Milva, sì, che da Enrico Riccardi venne anche prodotta in quell'anno che era il 72, questa canzone che lui aveva ascoltato da Amalia Rodriguez e decise poi di farla cantare a Milva su testo di Vito Pallavicini, e poi un grande successo, ma lui del resto ha prodotto la Bertè, Patti Bravo, tanti artisti, insomma l'avete riconosciuta, Maria Giovanna Cherchi. Grazie. È un'emozione, è emozionatissima. Qui questa canzone sembra facile, ma in realtà essendo un grande successo la conoscono davvero tutti, quindi devi stare attenta lì a ricordare bene tutte le parole, quindi poi vi sentivo cantare, tra l'altro mi sono resa conto che davvero non esiste probabilmente una persona che non conosce questa canzone, e mi sono divertita davvero tanto ad interpretarla. Devo dire grazie a Paolo Podighe, che in questi giorni mi ha aiutato. Abbiamo avuto pochissimo tempo, ma l'abbiamo fatto con grande piacere. Paolo è mio collaboratore da tanti anni ormai, e anche questa sera mi ha affiancato al pianoforte. Grazie a Paolo Podighe. E questa è una canzone che ha questa sua allegria, questo suo trasporto naturale. C'è un altro brano del repertorio di Mina, seconda parte degli anni 70, che ha un grande successo, Wappa, e adesso qui devi entrare, ecco, in punta di voce, ma anche con quell'espansione che tu ti concedi, con le tue qualità da interprete. E allora ascoltiamo un altro motivo di Enrico Riccardi da Maria Giovanna Cherchi. Grazie. Ci vuoi poco a confondere.
accende quella nota, arriva un'altra interprete. Sembra essere possibile, l'angelo, sì, spirito invisibile, piccavo, sa sorma se furavo e te, su adesso esiste don sé, formavo un mondo bellissimo, protegge troppo per dispensare cada bene, un mondo bellissimo, protegge troppo per dispensare Grazie, buonasera a tutti. Grazie. Maria Giovanna Cherchi ha cantato e ci ha regalato su richiesta questa emozione, ma non poteva questa emozione non essere completata dall'altra grande voce di Sardegna, Carla De Nule. Grazie. Ti tolgo questo microfono perché devi cantare con quello.